La prima cosa da fare è una cabina di regia. Dopodiché io vorrei alzare un pochino il livello della discussione, perché il PNRR è una grande opportunità per il nostro Paese, un'opportunità che in parte stiamo sprecando. Per quale motivo? Perché noi non affrontiamo mai i limiti strutturali di questo Paese e di conseguenza anche i limiti strutturali che possono avere i contesti territoriali come quelli di un'amministrazione. Qual è il ruolo di un'amministrazione? Il ruolo di un'amministrazione è quello di essere capofila di un progetto molto più ampio. Per cui bene, per esempio, che noi parliamo della Grande Treviso, ma Grande Treviso oggi cos'è? È un tavolo di lavoro in cui il Comune di Treviso mette assieme i comuni con termine. Noi invece dobbiamo fare il salto di qualità, noi dobbiamo arrivare ad avere un comune, quindi un'amministrazione, poi magari ci vorranno 10 anni, ma un'amministrazione unica con Treviso che fa un processo di acquisizione, di fusione con gli altri comuni, che porti la città ad avere almeno 150.000 abitanti. Questo anche perché il comune di Treviso è un comune relativamente povero. C'è poi tutto il tema della città metropolitana che dovrebbe vedere Treviso, Venezia e Padova lavorare assieme. Noi oggi a Treviso dobbiamo sicuramente lavorare sulla rigenerazione urbana. Come lavora il comune sulla rigenerazione urbana? Attraverso il piano degli interventi. Il piano degli interventi che deve prevedere, diciamo così, un cemento zero attraverso magari lo strumento dei crediti edilizi, per cui cerchiamo di lavorare sui luoghi che sono abbandonati attraverso più che delle leve fiscali, attraverso la capacità di un comune di dimostrare che c'è attrattività. Oggi noi dobbiamo porci questa riflessione, questa domanda. Treviso è una città attrattiva per la fascia 25-35?